C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati al nostro appuntamento con l'efficace dialetto bresciano. Tra poco, ora vi raccontiamo un'opera. Pensate, tra il IV ed il III secolo a.C. è stato rinvenuto questo elmo celtico da Gottolengo ed è conservato oggi nel Museo di Santa Giulia. L'elmo di Gottolengo venne ritrovato nel 1925 ed è databile tra la fine del IV e l'inizio del III secolo a.C. Della calotta in ferro resta solo una piccola parte. La decorazione reca il motivo a lira zoomorfa, ovvero due linee curve contrapposte che racchiudono alla base un tondo a cerchi concentrici, entro il quale si trova il chiodino che fissa l'applica alla calotta di ferro. Le due volute del motivo a lira terminano con due teste di uccello dal lungo becco ricurvo. I paraguance hanno una forma triangolare scandita da tre tondi a rilievo. L'elmo appartiene ai rari casi di elmi celtici rinvenuti in area padana. Ben ritrovati, sentite il proverbio di oggi che è simpatico. Chi lontal sa va maridà o l'embroio o l'ambroiarà. Bene, interroghiamo i clienti del ristorante self-service Pizzeria al Grillo Verde nel centro commerciale Iper Simpli in via Valle Camonica a Brescia. Non lo conosco. Chi lontal se va maridà, sai tradurlo Mirko? Chi va a cercare marito lontano o imbroglia, cos'è? No. O l'ambroio o imbroierà. O la sta imbrogliando o la imbroglierà, insomma. Ma magari voi un giorno Giustamente. non andate lontano a sposarvi però, eh? Siamo qua in zona. Confermi? Confermo. Conferma sempre, bravo, ha già capito tutto. Buon appetito. Grazie. No, mai sentito. Ma sa tradurlo? Qualcosina sì. Chi lontà el se va maridà, ovvero... Non saprei. Ma lei è sposato Giuseppe? No. Beh, magari un giorno se si sposerà non vada troppo lontano, le dico solo questo, va bene? Va bene, grazie. Buon appetito. Grazie, buona giornata a voi. Abbiamo interrotto durante il pasto, meglio andarcene che anche magari un po' affamato Giuseppe. A voi. Chi va a sposarsi lontano o va a imbrogliare o O imbroglia o sarà... fregato. Ecco, tu ti sei sposato lontano o vicino a casa? Molto vicino a 300 metri. Hai visto che non sei rimasto fregato? Sono rimasto fregato. Chi si va a maritare lontano rimane imbrogliato o si imbroglierà. Sì, lei possiamo sapere se è sposata, se... Sì, sposata. È vicino o lontano? All'epoca, quando si... Vicino. Vicino. Bene, allora Luisa, lei devo dire che è proprio bresciana e ci ha azzeccato. Brava. È qua del centro, signora? No. Paese. Paese. E in paese si sanno anche queste cose, vero? Brava Luisa. Chi lontal se va maridà o l'embroio o l'ambroiarà, ovvero chi lontano si va a sposare, lontano da occhi indiscreti, o sta imbrogliando qualcuno oppure lo imbroglieranno a sua volta. Arrivederci, alla prossima.